questo evento straordinario ha portato alcune persone a abbandonare la casa. Già da adesso io almeno 4-5 famiglie se ne sono andate. E rispetto all'anno scorso? Sì, hanno voluto andare via. Le persone poi, sai, quando diventano le cose ripetitive così a breve tempo, anche 2 volte all'anno, cioè diventa stancante. E poi non so se avete mai visto una casa all'interno dopo un'alluvione, è un disastro in effetti, di fango, mobili rovinati. Soprattutto l'anno scorso, insomma, per il tipo di impatto che ha avuto, no? Quindi 4-5 famiglie hanno lasciato. E quelle case adesso sono chiuse? Quelle case sono chiuse, sì. Alcune in vendita. Alcuni cercano di vendere, altri le tengono per il periodo estivo comunque. Però in effetti c'è un'uscita volontaria. Curiosità, hanno lasciato il comune o hanno... No, sono rimasti a Sagareda. Sì. Per lei, sindaco? Sì, anche da noi. In realtà 3 o 4 nuclei familiari si sono spostati, un paio sono rimasti nel comune, altri invece se ne sono proprio andati sostanzialmente dall'area golenale. Concordo con il sindaco quando dice che in realtà non è semplice, io capisco in parte chi abita in area golenale, non è semplice lasciare la propria abitazione sulla quale magari si è anche investito in ristrutturazioni, non è affatto semplice, però purtroppo dobbiamo fare i conti con una realtà che è sempre più difficile, perché in effetti negli ultimi 4 o 5 anni il Piave si è fatto sentire pesantemente.